Le colline di Conegliano Valdobbiadene, paesaggio del Prosecco Superiore, sono ora patrimonio dell'umanità UNESCO. Questo piccolo territorio rurale tra Venezia e le Dolomiti è la casa di migliaia di viticoltori che da generazioni se ne prendono cura. Grazie al loro lavoro, un paesaggio per natura arduo e fragile è divenuto uno scenario unico, di grande e sorprendente bellezza. Sono 3 le caratteristiche di valore universale da proteggere e valorizzare. La morfologia delle colline, che disposte e incordonate da est a ovest, formano una serie di rilievi irti e scoscesi, intervallati da piccole valli parallele tra loro. L'uomo ha saputo nei secoli adattarsi alle loro peculiarità, modellando le ripide pendenze e perfezionando le tecniche agricole. I ciglioni, particolari terrazzamenti dove per sostegno non si usano pietre, ma terra ed erba, rispettando il paesaggio e rendendo più solidi i versanti. Lo sviluppo di un paesaggio agrario a mosaico, nel quale tanti piccoli appezzamenti di vigneto appartenenti alle diverse famiglie sono intervallati da boschi e prati che funzionano come efficace rete ecologica. Colline di Conegliano Valdobbiadene, un paesaggio da vivere, un patrimonio di tutti. È un'arte, perché è l'arte di far star bene le persone, i nostri cari e noi stessi. Un dolce mondo dove tutto parte da un chicco e poi si trasforma. Questo mondo per noi è la pasticceria. Cose da dire, da fare, vedere, non importa il colore, se sei una lei oppure un lui, perché tu non sei banale, tu sai quel che fai, puoi fare quello che vuoi, perché con te c'è lei, solo lei, un solo gruppo noi, siamo noi, a dar la dolce carica, in questa arte unica, credi in quel che fai. Ci siamo? Sì. Buonasera a tutti, buonasera di nuovo. Ci siamo.
Ed eccoci giunti al momento tanto atteso, alla cerimonia di premiazione della sesta edizione del campionato nazionale di pasticceria dedicato agli istituti alberghieri d'Italia, e facciamo subito un grandissimo applauso a loro, ai protagonisti di questo campionato. I 30 team, i 60 concorrenti che sono giunti qui a Vittorio Veneto, all'Istituto Beltrame, da tutta Italia per gareggiare, ma soprattutto per confrontarsi, per mettersi alla prova in queste 3 giornate davvero strepitose. E allora io darei a questo punto spazio subito a loro e inizierei con accoglierli con un bel applauso e con la musica che li presenterà. Prego! I protagonisti ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto emozionare. Sono gli studenti che hanno partecipato al sesto campionato nazionale di pasticceria alberghieri d'Italia. Complimenti, complimenti a tutti ragazzi, davvero siete stati strepitosi, grazie, grazie di cuore a tutti. E allora in questa bellissima scenografia che vi vede protagonisti, naturalmente vi abbiamo anche fatto una meravigliosa foto. Vi chiediamo allora a questo punto di tornare a posto, perché tra pochissimo vi richiameremo nuovamente poi per darvi gli attestati e le medaglie di partecipazione. Poi più in là andremo anche a scoprire chi sono i vincitori di questa edizione. Bene, grazie ancora, siete stati tra l'altro anche a tempo, bravissimi, insomma, che dire.
siete stati ben istruiti. Allora, bene, continuiamo e ci avviciniamo naturalmente al momento tanto atteso, però prima è doveroso chiamare qui sul palco, e rimarrà con me fino al momento delle premiazioni, l'ideatore del campionato nazionale di pasticceria, nato nel 2017 dall'idea del professor Maurizio Santilli. Lui è anche ambasciatore del DOC Italy, vicepresidente della Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria, responsabile internazionale del comparto scuole per la federazione. E allora accogliamo con un bel applauso il professor Maurizio Santilli. Dov'è? Eccolo. Ma con questa musica di madre natura ci immaginavamo che uscissi con la foglia, vabbè, però perché ci è venuta questa immagine. Trovano me, insomma. Quindi... Buonasera a tutti. Va bene. Buonasera. Grazie ancora grazie a tutti gli ospiti del territorio. Questo è il momento di chiusura, momento della verità di questo campionato. Io mi rivolgo semplicemente a voi ragazzi in maniera molto diretta, e vivete la vostra vita veramente con grande successo, con grande bellezza e con grande bontà, ma la bellezza soprattutto per quello che sono i vostri occhi, ciò che riuscite a far vedere con i vostri occhi. E io voglio dedicarvi un pensiero che ho già dedicato ai miei ragazzi durante il periodo della pandemia, dove siamo stati appunto come tutti quanti noi fermi 2 anni, e in questi 2 anni i nostri ragazzi hanno perso un pezzo della loro vita, e per sentirmi più vicino a loro ho dedicato questo momento, questo pensiero e queste parole. Silenzio. Il sogno sta riposando. Pazientate, ragazzi, che prima o poi il sogno si risveglia e avrà un tale appetito che si vedrà costretto a rimettersi in viaggio per procurarsi il nutrimento necessario ed essere pronto a confrontarsi con qualunque tipo di realtà. È giusto, è pagato per questo. Per cavarsela però avrà bisogno di essere creduto e sostenuto, che comunque vada possa contare sulla vostra determinazione. Osservatelo bene e scoprirete che vi somiglia assai. La ragione è chiara. Siete voi che lo avete voluto così, voi che gli avete impresso questi connotati, peso e statura pari ai vostri desideri e alle vostre ambizioni. E quindi crescetelo bene, non fategli mancare nulla, e quando il vostro viso sarà disseminato di rughe, la vostra anima, al contrario, sarà ancora fresca e capace di slanci. Ciò vorrà dire che avrete lavorato bene. Pertanto, tenetelo lontano da agenti inquinanti, primo fra tutti la gelosia. Somministratelo con cautela per evitare effetti indesiderati, come l'abitudine. E nel caso foste sprovvisti di un sogno, affrettatevi a procurarvene uno, perché vivere senza è come vivere in bianco e nero. Col cuore, i vostri sogni. Auguri. Vorrei la giuria sul palco, tutta. E allora, Presidente. accogliamo la nostra giuria. Dottoressa Galdino. One
loro sono i maestri che vi hanno giudicato. Oggi voi avete comunicato con loro attraverso la dolcezza, attraverso la preparazione, la tecnica, la cultura, tutto ciò che ha permesso comunque di costruire la vostra idea, il vostro progetto, chiaramente realizzato con i vostri docenti. Io passo la parola al presidente di giuria che... Buonasera a tutti. Allora, è stato un campionato che sicuramente ci ha dato tanta emozione. Anche da parte nostra la giuria era veramente molto incredula al livello, ma soprattutto alla determinazione che i ragazzi hanno dimostrato. Vedervi così giovani e già così determinati ci ha veramente molto affascinato, e questo lo dobbiamo anche a tutto il lavoro che c'è dietro, quindi ai vostri istituti scolastici e di conseguenza ai vostri docenti. E di conseguenza, scusate, ma sono molto emozionato, farei un applauso proprio ai docenti. La competizione è sicuramente quella degli istituti alberghieri, lo ripeto, una competizione che fornisce anche una formazione, quindi la classifica è relativa, non deve essere una ragione della vostra vita, è semplicemente una competizione dove si fa un paragone tra una squadra e un'altra, e chi non arriverà al podio non vuol dire questo che è meno importante di chi oggi magari porta a casa un premio. Questo ve lo dico con tutto il cuore. Grazie Presidente. E allora grazie a tutta la giuria che può accomodarsi e andiamo avanti con il nostro momento dedicato proprio alle premiazioni, ma prima vorrei in qualche modo chiamare qui con noi Professor Santilli, diciamo coloro che in qualche modo hanno permesso che noi fossimo qui questa sera, che noi fossimo stati qui appunto in questi 3 giorni. E allora facciamo salire sul palco la professoressa Roberta Marcon e anche le studentesse che hanno vinto l'anno scorso, Maya Chester e Aurora Rossetto, vincitrici della 5ª edizione del campionato. Immagino quanta emozione, è passato un anno, l'anno scorso eravate super emozionati per i festeggiamenti, cosa è successo in quest'anno? Noi abbiamo vissuto l'emozione per un anno intero, vi dico la verità. Questa sera stiamo rivivendo la stessa emozione. In più devo dire che lavorare insieme ai ragazzi durante questo campionato mi ha fatto veramente capire quanta dedizione, quanta passione c'è in loro, perché l'anno scorso eravamo presi più dal nostro campionato, quest'anno sono riuscita a vivere quello di tutti i ragazzi e veramente devo fare i complimenti perché sono davvero davvero dei bellissimi ragazzi, molto educati, molto a modo, e ho avuto un grandissimo piacere insomma di conoscerli tutti e di provare questa grande emozione. Bene, grazie. Maya, Aurora, allora invece voi che cosa ci raccontate? Intanto com'è vivere da spettatrici questo concorso, ma anche cosa vi ha lasciato l'edizione, vincere il concorso dell'anno scorso? Beh, innanzitutto vincere è stata proprio la gioia immensa, tutto il tempo che abbiamo dedicato insieme alla nostra professoressa, insieme ai pomeriggi, e alla fine raggiungere un obiettivo che ci eravamo prefissati è stato immenso. Essere qui e vedere i ragazzi dedicarsi ai loro dolci con passione, vederli gareggiare e poterli capire in qualsiasi emozione abbiano provato durante la gara è davvero emozionante. Infatti auguro a tutti che si siano divertiti e che abbiano passato davvero delle belle giornate, perché non ricapita,
e è davvero emozionante adesso essere qui. Vi siete divertiti? Scusate. Sì? Quindi sì, un in bocca al lupo a tutti ragazzi. Grazie. In realtà la consapevolezza di dove possiamo arrivare, perché finché siamo a scuola non si ha bene presente che livello abbiamo, mentre il vincere la gara almeno a me ha portato a questa consapevolezza. Poi sì, è sempre bello tornare, almeno per me che sono uscita dalla scuola, tornare, rivedere i ragazzi con tutta l'ansia, la felicità e tutto quanto quello che abbiamo passato noi. Bene, insomma un ricordo bellissimo e naturalmente noi ricordiamo perfettamente quel momento. Ancora un bel applauso a voi, alla vostra appunto professoressa e naturalmente alla dirigente Letizia Cavallini, che crede fortemente in questo tipo di eventi e lo dimostra insomma realizzandoli continuamente. Allora grazie e allora buon proseguimento di serata, tra poco rivivremo quel momento per cui attenzione, dovrete cedere lo scettro, come succede nei migliori concorsi. Allora prego, potete accomodarvi e allora questa volta torniamo dai protagonisti. Allora chiameremo scuola per scuola, quindi salirete qui sul palco insieme a noi e vi premieremo con un attestato di partecipazione e una medaglia insieme al vostro docente accompagnatore. Allora iniziamo pure, abbiamo una base che accompagnerà questo momento celebrativo e iniziamo con l'Istituto Alberghiero Ferrero Arte Bianca di Neive, Enrico Cotti e Arianna Cagno, il docente Rosario Torre. Salite qui sul palchetto. Attestati, medaglie. Intanto io proseguo con l'Istituto Alberghiero Donadio di Dronero, Andrea Bella e Denise Bruno con il docente Mauro Putto. Proseguiamo con l'Istituto Alberghiero Artusi di Chianciano Terme. I concorrenti sono stati Paola Fastelli e Laura Pucci, il docente Donatella Ruggia. Proseguiamo con l'Istituto Alberghiero Berghese di Sestri Ponente. I ragazzi sono Melissa Caramagna e Sara De Martini, accompagnati dal docente Michele Donofrio. Alessandro De Paolo, mi scusi. Istituto Alberghiero Ugo Tognazzi di Velletri e chiamiamo qui con noi Michele Severa e Martina Di Stefano con il docente Gennaro Coppola. Come siamo eleganti! Istituto Alberghiero Colonna Gatti di Anzio, Alessio Mazzoni e Davide Luciani insieme al loro docente Paolo Esposito.
Grazie. Prego ragazzi, salite pure sul palco. Istituto Alberghiero Le Streghe di Benevento. Chiamiamo qui con noi Saverio Centrella e Samuel Principe insieme alla docente Lucia Drago. Istituto Alberghiero Rocco Chinnici di Nicolosi. Chiamiamo gli studenti Giordana Spitalieri e Valentina Incardona insieme al loro docente Giuseppe Gemellaro. Istituto Alberghiero Farnese di Caprarola. Ci raggiungono Francesca Borgna e Martina Cristofori insieme al docente Aniello La Pietra. Istituto Alberghiero Florio di Erice e chiamiamo i ragazzi Paolo Maltese e Salvatore Stellato insieme al docente Antonio La Sala. Istituto Alberghiero Olivetti di Monza e chiamiamo qui con noi Andrea Piacentini e Samuele Russo insieme al docente Daniele Cardamone. Istituto Alberghiero Molfetta di Molfetta. Ci raggiungono Dalila Curci e Antonio Di Feo, giusto? Il docente Antonio Pagano. Istituto Alberghiero Cornaro di Jesolo. Ci raggiungono Lara De Gobbi e Alessandra Lazzarini insieme al docente Giuseppe Giordano. Istituto Alberghiero Minuto di Massa. Ci raggiungono Viola Pedrinziani e Giulia Cecchinato insieme al loro docente Stefano Giorgi. Istituto Alberghiero Azzuni di Cagliari. Accogliamo Filippo Fois e Sara Gioia Montisci insieme al docente Francesco Testa.
Chiamiamo qui sul palco la scuola hotellerie della Valle d'Aosta, Châtillon. Ci raggiungono Giulian Mella e Alessio Michelini, insieme al docente Gianluca Masullo. Istituto Alberghiero Petronio di Pozzuoli. Ci raggiunge Marta Accietto e Noemi De Petrillo insieme a Gianluca Ausilio. Istituto Alberghiero Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio. Ci raggiungono Azzurra Sacchini e Giulia Gilduzzi insieme alla docente Sabrina Attanasio. Istituto Alberghiero Gioberti di Roma. Accogliamo qui con noi Nicole Marino e Rebecca Colapicchioni insieme al docente Geppino Di Rienzo. Istituto Alberghiero Jacopo da Montagnana e hanno partecipato Daniele Romito e Sebastiano Bonmartini insieme al docente Denis Caretta. Da quella parte, sinistra, Istituto Alberghiero Einstein Nebbia di Loreto. Le concorrenti erano Elena Cavazzoni e Gemma Pasquali insieme alla docente Claudia Scattolini. Istituto Alberghiero Vergani di Ferrara, insieme agli studenti Angela Brunello e Margherita Gatto ci raggiunge anche Irene Sisti. Ombretta Calzolari, ecco, chiedo scusa alla docente che ha accompagnato le docenti all'ultimo momento, le ragazze. Eccoci Ombretta, vai, vai, perdonaci. Istituto Alberghiero Soverato di Soverato, Paone Gianluca e Giulia Arcidiacono insieme al loro docente Luigi Quinteri.
Istituto Alberghiero Merli di Codogno, ci raggiunge Chiara Grazioli e Martina Paola Federico insieme al docente Luigi Balzano. Istituto Alberghiero Renda di Polistena, ci raggiunge Hamed El Kavi e Antonella Vanesca, insieme al docente Giuseppe Sarroino. Vanessa. Vanessa, sì sì. Istituto Alberghiero Almerico da Schio, da Vicenza, ci raggiungono Ryan Pretto e Giovanni Lino Urbani, insieme al docente Emanuele Ronzani. Istituto Alberghiero dei Panfilis di Roccaraso, ci raggiungono Simone Delli Paoli e Giacomo Di Castro insieme a Giuliano Villani. Adesso ci raggiunge prof e ci dice il suo nome. Augusto Gianni Polidoro. Buonasera professore. Istituto Alberghiero Federico di Svevia di Termoli, Desiree Dionisio e Conti Andrea insieme al proprio docente Mauro Inglese. Istituto Alberghiero Gaia Aulenti di Valdilana con gli studenti Sokaina Tali e Asia Niemen insieme al docente Stefano Bozzone. Istituto Alberghiero Galli di Bergamo, ci raggiungono Alessia Salvioni e Deborah Covino insieme al proprio docente Angelo Bombardieri. Prego. Ci sono degli istituti che non sono stati chiamati? No, benissimo.
Allora, un bel applauso. A questo punto abbiamo terminato questa cerimonia di consegna degli attestati delle medaglie a tutti i partecipanti. È bello in qualche modo condividere con loro questo ricordo. E allora a questo punto io direi che è giunto il momento di iniziare con la fase delle premiazioni. Che dice professore, iniziamo? Sì. E allora iniziamo subito e lo facciamo con il premio Olva. Premiano Mara Fugazzola e Rossana Bosatra. Le aspetto qui sul palco. Eccole. CSM Ingredients. Buonasera. Buonasera a tutti, intanto vorrei dire due parole, sono velocissima, prometto. Volevo ringraziare la FIPGC perché anche quest'anno ci ha consentito di essere sponsor, ci ha consentito di partecipare a questa grandissima festa, per noi è un grande onore, è grande entusiasmo e anche sempre molta emozione. Ci ha consentito di fare formazione, che è un po' la nostra vocazione con i giovani. Volevo dire una cosa, in questi giorni ho sentito spesso che l'alberghiero è reputata una scuola del fare. È vero, ma dietro il fare c'è il sapere e devo dire quest'anno, Presidente, forse mi può smentire, ma più che altri anni ho visto tanto sapere nei ragazzi, hanno raccontato tantissimo, hanno fatto grandissima ricerca nei loro lavori e tanta formazione, tanto sapere anche da noi durante le nostre demo, per cui tutti con quaderni che prendevano appunti, 52 ragazzi, ieri ho contato 52 ragazzi a fare formazione e è un segnale molto bello, per cui noi siamo soddisfattissimi, speriamo che anche a voi ragazzi sia piaciuta la nostra formazione. Questa è la prima cosa che volevo dire. E la seconda invece è in merito al nostro premio. Avete usato praticamente tutti i nostri prodotti, li avete usati in ricette molto simili, quindi delle frolle, dei finanzieri, questo tipo di prodotti. Tanti erano buoni, in tanti prodotti noi abbiamo trovato una buona frolla, abbiamo trovato un buon cremoso, anche per dei cremosi sono state usate, ma uno in particolare ci ha colpito, quindi una frolla in particolare e questa frolla era molto sottile ma anche molto croccante e non ha preso l'umidità dal ripieno, per cui per noi insomma è stato il modo migliore con cui è stato usato il nostro prodotto e abbiamo deciso di premiarlo. Grazie, vi ha raggiunto Ivan Brescianini, un vostro pastry chef che appunto ha effettuato i corsi durante questi giorni, dando ai ragazzi, lasciando naturalmente delle conoscenze molto molto interessanti. E dunque procediamo a questo punto. Vince il premio speciale Olva. C'è una musica qui in questo caso? Scusate, ce l'avevo in scaletta. Ecco. Sono un po' fiscale su queste cose. Rifaccio. Vince il premio speciale Olva École Hotellerie della Valle d'Aosta. E allora un bel applauso, complimenti. Eccoci qua, sono loro i concorrenti che si sono meritati questo premio speciale. Naturalmente anche il docente raggiunge in questo caso il palco insieme ai propri ragazzi. Complimenti naturalmente da parte di tutta la giuria che vi ha assegnato questo premio speciale. Allora, una bella foto tutti insieme. E ancora
ancora complimenti, grazie ragazzi. Grazie. Bene, proseguiamo questa volta un altro premio che appunto destineremo ai nostri ragazzi è il premio Silicon Mart e premiano Fabio Orlando, Ruggero Carli e Silvano Baldi. Prego, raggiungetemi così mi fate compagnia in questo momento di solitudine. Allora, eccoci qua. Ci siamo insieme al professor Santilli. Allora, musica. Vengo io di là, un attimo. Fermi. Non vi muovete. Vince il premio Silicon Mart l'Istituto Alberghiero Jacopo da Montagnana di Montagnana. E allora, complimenti ragazzi, prego raggiungeteci naturalmente insieme al docente. E per voi questo premio che naturalmente viene assegnato dalla nostra giuria, complimenti a voi tutti. Avrete come premio anche, professor Santilli, cosa c'è in premio in questo caso? È un'importante fornitura appunto dall'azienda Silicon Mart, che è il nostro sponsor e il nostro partner, che ci supporta in tutti i nostri eventi nazionali e internazionali, e quindi l'azienda ha mandato proprio ai ragazzi, diciamo, degli stampi importanti. Forse per la pasticceria come premio, oltre a un trofeo, una medaglia eccetera, forse sono più importanti queste materie per la realizzazione dei loro prodotti. Bene, grazie ragazzi, complimenti, mi raccomando, buon lavoro, grazie ai nostri componenti della giuria. Procediamo, questa volta premio miglior packaging, e chiamo qui sul palco insieme a me Cesare Sciambarruto, Mario Di Francesca e Manolo Albano. La novità di quest'anno è stata proprio l'inserimento, oltre al premio in questione, proprio l'inserimento all'interno del concorso di un packaging che i ragazzi hanno dovuto inventare, studiare, realizzare e portare direttamente al tavolo della giuria insieme alla propria monoporzione. Per cui è stato un lavoro che è andato davvero oltre e anche in proiezione, per cui non soltanto la monoporzione realizzata dai ragazzi, ma anche la proiezione verso il futuro, verso la commercializzazione, verso la vendita di un prodotto che potrebbe poi ritrovarsi in una pasticceria. Allora, scopriamo a questo punto quale scuola si è aggiudicato questo premio. Vince il premio miglior packaging l'Istituto Alberghiero Einstein Nebbia di Loreto. Ed ecco le ragazze, le studentesse insieme al proprio docente che raggiungono la propria docente che raggiungono il palco per la premiazione. Complimenti. E allora ragazze, eccoci, tra i tanti packaging il vostro ha colpito la nostra giuria. Complimenti. Prego. E allora, l'attestato. Complimenti anche alla docente. Ho visto un paio di inferni alla porta, so che vedermi così ti impressiona, prima in classifica ma non mi importa. Allora, Cartapart offre 2000 pezzi scintilla come premio speciale per voi.
complimenti. Una foto ricordo per tutti. Ora ti sento distante, io schifo il mondo e tu guardi. Cercavo una verità che è sempre in mano ai bugiardi. E grazie ancora, complimenti. Via. Andiamo avanti con il premio miglior team. Premiano il presidente di giuria Fabio Orlando, il presidente GAL Alta Marca Giuseppe Carlet e per l'azienda Irinox abbiamo Luigino Granziera. Prego, raggiungeteci per questo premio importante. Fabio Orlando c'è. Buonasera. Piacere di averla qui con noi. Buonasera, buonasera. Allora, vediamo se... Eccoci qua, ci siamo tutti. Buonasera. Era in fondo, non importa. Grazie per la vostra presenza. E allora, è un premio importante, miglior team. Ovviamente tutte le squadre sono state valutate anche in base al lavoro che hanno realizzato all'interno dei laboratori. Quindi avevamo appunto in giuria anche 2 componenti che hanno studiato anche il vostro lavoro attentamente, ma anche poi nella fase di presentazione. Insomma, non abbiamo lasciato nulla al caso. Dunque, premiamo il miglior team. Vuole sbirciare? Sì, sbirciare. Vince il premio miglior team l'Istituto Alberghiero Federico Di Svevia di Termoli. E allora, complimenti, ci raggiungono i ragazzi insieme al proprio docente. E accompagniamo con le mani, dai, diamo un po' di brio a queste premiazioni. Buonasera ragazzi, docente. Grazie mille. Grazie, buona serata. Allora, gentilmente abbiamo la scuola che abbiamo premiato precedentemente di Loreto, dovrebbe tornare un attimo su perché vi dobbiamo dare anche a voi questo trofeo, se così possiamo dire, questo cappello ricordo, per cui prima insomma abbiamo dimenticato, mi voglio togliere dall'incombenza, tutto il team di consegna. Allora, velocemente riprendiamo il tutto. Mentre noi a questo punto siamo all'ultimo premio di quelli speciali. Mi tolgo. Allora, siamo all'ultimo premio di quelli speciali, ossia adesso premieremo il miglior dessert. Premiano Cesare Sciambarruto, l'assessore alla cultura Antonella Uliana e l'assessore alle politiche scolastiche Antonella Caldart. Vi aspetto qui con me. Buonasera. Grazie per essere intervenute. Vi state divertendo? Moltissimo. Come sta andando la serata? Fantastico, grazie a tutti. Dolcissima, va bene. Allora, vuoi intrattenere le... No? Va bene. Allora, dove siete con gli attestati? Arrivano? Sono nascosti. Allora, insomma, un momento sicuramente importante, quello che si vive con i ragazzi, quello legato appunto alla formazione, come in questo caso.
Allora, eccoci qua. Bene, passiamo alla premiazione. Il premio miglior dessert è vinto dall'Istituto Alberghiero Ferrero Arte Bianca di Neive. Complimenti. Mi fai sentire il brivido di stare bene, di stare insieme. E non è una bugia di quelle che si dicono per nostalgia, o solo per sputare via il veleno, che tanto è tutto vero. Non mi piace niente, ma tu mi togli il respiro. Apnea. Lasciami stare nel tuo temporale, se grandini. Tagliami il cuore se vuoi con un paio di fari. Grazie, grazie naturalmente ai nostri ospiti. Allora, abbiamo l'ultimo premio che è il premio Creatività. Premiano Silvano Baldi, Ruggero Carli e Mario Di Francesca. Vi raggiungeteci. Allora, ci siamo. Il premio miglior creatività. La musica. Ci siamo? Il premio miglior creatività alla sesta edizione del campionato nazionale di pasticceria Alberghieri d'Italia va al team proveniente dall'Istituto Alberghiero Ugo Tognazzi di Velletri. Complimenti. Prima di te non c'era niente di buono, è come se tu fossi l'unica luce. Complimenti professore, complimenti ai ragazzi. Guarda come sta piovendo, ma è stupendo averti qua. Maledetto tempo che ti dà e poi ti porta via. Io che mi sentivo perso come un fiore nel deserto. E Ci siamo? Foto! Bene, a questo punto ci siamo. Siamo sulla zona podio, facciamoci seri perché è arrivato il momento tanto atteso. Tra pochissimo scopriremo chi si aggiudicherà la terza posizione, chi la seconda e chi vincerà la sesta edizione del campionato nazionale di pasticceria per gli istituti alberghieri d'Italia. E allora entriamo nel clima giusto e iniziamo con la terza posizione. Allora, ancora qualche istante stanno provvedendo a far arrivare le ragazze perché in questo momento
consegneremo una busta alle ragazze e ci consegneranno la busta del terzo classificato, quella del secondo classificato e naturalmente del primo. Ecco, c'è la splendida e insostituibile professoressa Lollo che è partita alla consegna delle buste. Facciamo un bel applauso. Naturalmente partiremo dalla terza posizione. E allora ci siamo. Abbiamo la busta. Musica. Premiano per la terza posizione l'azienda Electrolux Professional Andrea Grandi. Premia anche Ermanno Zago, presidente del Comitato Tecnico Scientifico degli Istituti Alberghieri del Veneto, e in rappresentanza dell'Umpli Veneto Bruno Silvestrin. Bene, si aggiudica la medaglia di bronzo alla sesta edizione del campionato nazionale di pasticceria per gli istituti alberghieri d'Italia, l'istituto alberghiero École Hotellerie di Valle d'Aosta, Châtillon. Complimenti ragazzi! E ancora complimenti! Siete sul podio di questo prestigioso campionato. E allora, foto fatta, grazie mille per essere intervenuti, lo dico anche ai nostri ospiti che hanno atteso fino a questo momento per le premiazioni, davvero tanto gentili. Bene, allora a questo punto direi di procedere con la seconda posizione. Musica. Arrivi la busta. Chiamo qui sul palco per la premiazione la dirigente, la dottoressa Barbara Sardella dell'ufficio scolastico ambito sesto di Treviso, il presidente della Banca Prealpi San Biagio Carlo Antiga e
Giuseppe Salvador, campione del mondo tiramisù 2022. Si aggiudica la seconda posizione al 6° campionato di pasticceria degli Istituti Alberghieri d'Italia. Dunque, vice campioni italiani, gli studenti provenienti da l'Istituto Alberghiero Renda di Polistena. Complimenti ragazzi. Medaglia d'argento per questi ragazzi, sentiamo ancora un bel applauso, complimenti! Grazie, complimenti ragazzi. Ovviamente tra pochissimo dovrete tornare qui sul palco. Bene, siamo alla prima posizione. Vorrei che mi raggiungessero per le premiazioni Carla Galdino, rappresentante del Ministero dell'Istruzione, la dottoressa Angela Colmellere, delegata del Ministero, e il presidente della Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria, Matteo Cutolo. Ed è giunto il momento di far arrivare la busta del primo classificato. Dove sarà finita la busta? Signore e signori, ci siamo. Vince la 6ª edizione del campionato nazionale di pasticceria degli Istituti Alberghieri d'Italia, medaglia d'oro. L'Istituto Alberghiero Azzuni.
Voleremo tutti a Cagliari, cari ragazzi. La 7ª edizione del campionato nazionale di pasticceria si svolgerà a Cagliari. Cara dirigente, la gatta da pelare è del dirigente di Cagliari. Ragazzi, complimenti, facciamo ancora un grande applauso. Complimenti al docente Francesco e ragazzi. E allora ragazzi, tirate su questo trofeo, forza, 1, 2, 3, la 6ª edizione del campionato nazionale di pasticceria Istituti Alberghieri d'Italia. Allora, che ci raggiungano anche il team secondo e terzo classificato, così facciamo una foto tutti insieme e poi naturalmente procederemo con il premio appunto dedicato al primo classificato. Complimenti ragazzi. Allora, intanto ringraziamo gli amici che ci hanno seguito sulla pagina Facebook della federazione. Grazie a tutti. L'appuntamento con il campionato degli istituti alberghieri è per l'anno prossimo direttamente da Cagliari. Ciao. Allora, questo è il podio. Primo, secondo e terzo classificato al campionato nazionale istituti alberghieri qui a Vittorio Veneto, che si è svolta nella magnifica location scuola dell'istituto Beltrame di Vittorio Veneto. Allora, professor Santilli, per i primi classificati abbiamo ancora un ulteriore premio. Allora, chiamo qui con me il dirigente scolastico Letizia Cavallini, il motore di tutto l'istituto Beltrame di Vittorio Veneto, che davvero grazie alle sue capacità di team leader è riuscita davvero a organizzare un campionato eccellente. Chiamiamo anche qui sul palco il sindaco della città di Vittorio Veneto, Tony Miatto. Grazie sindaco che ha atteso fino a questo momento. Sì, sono molto emozionata nel consegnare questo premio. Allora, il premio della città di Vittorio Veneto, del comune di Vittorio Veneto, che offro nelle mani del sindaco, questo per consegnarlo alla scuola vincitrice, sì, che è la scuola al centro, dalla regia ci dicono, ecco. È una raccolta di libri della città di Vittorio Veneto. Ragazzi, non posso fare altro che i miei complimenti, roseo futuro a tutti e a voi complimenti in modo particolare. Mentre il premio che la scuola Alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto vuole consegnarvi è la Vittoria Alata, che è tratta dalla Nicchie di Samotracia, simbolo della vittoria della nostra città e della vittoria che auguriamo a voi nel vostro percorso di vita. Tanti cari auguri ragazzi da tutto il Beltrame, da tutta la mia scuola e dalla mia città. Ci vediamo sempre sempre a loro. Sempre a loro.
Ci facciamo una foto, tu di là di qua. Mi ha appena inviato un messaggio la mia dirigente, la dottoressa Jessica Cappai. Fa un saluto a tutti e ringrazia lei dirigente, ringrazia la giuria, ringrazia la federazione e veramente lei ha detto: Francesco, con un affetto abbraccia tutti e abbraccia la mia collega. Grazie di cuore, grazie a Vittorio Veneto, grazie al Veneto. In bocca al lupo per voi. Grazie. E allora a questo punto chiedo a tutti i ragazzi di salire sul palco, perché adesso faremo appunto canteremo insieme l'inno nazionale, per cui sarà un bel momento di condivisione e appunto il modo migliore per concludere questa serata magnifica dedicata a voi, dedicata alla sesta edizione del campionato nazionale di pasticceria, che vede vincitore l'Istituto Alberghiero di Cagliari, per cui cari ragazzi, lo dico a chi ci sta seguendo dalla diretta, l'anno prossimo saremo tutti a Cagliari, alla Zuni, e quindi si prepari la dirigente, si prepari tutta la scuola, perché arriveremo con una carovana piena di studenti, piena di energia, piena di dessert, piena di ecco, ci sono i ragazzi che sono felicissimi. Allora facciamo salire tutti su. Com'è? Sì. Allora intanto se come sottofondo ci potevi rimettere la canzone di Annalisa mentre tutti i ragazzi salgono e ci prepariamo per l'inno di Mameli. Ragazzi, posizionatevi anche sul palchetto, tutti di fronte al pubblico. Ci siamo? Ragazzi, posizionatevi di fronte. Ormai sono distratti. Ci siamo? Si stanno facendo le congratulazioni, è bello anche così. Allora, ragazzi, guardate tutti verso la telecamera, perché vorremmo cercare di fare un inno di Mameli tra poco. Ci siete? Spostatevi un po' più verso la vostra destra. Intanto sulle mani! Complimenti a tutti! Ora che li abbiamo tutti allineati, siamo pronti per concludere con l'inno di Mameli, che rappresenta la massima, il massimo momento per concludere al meglio questo campionato italiano. E allora, DJ, musica. Mi ucciderà.
Grazie a tutti voi. L'appuntamento è l'anno prossimo a Cagliari con la 7ª edizione del campionato. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Ciao.